Francesco Giannelli, candidato sindaco per il comune di Pordenone con la lista Giannelli Sindaco. Anche a Francesco Giannelli chiediamo la propria posizione sulla questione circhi con animali in città, anche a livello nazionale, e le prospettive su come affrontare al meglio questa questione, che è una questione, lo ribadiamo, sempre ancora attuale e molto molto aperta. Non posso prescindere dal raccontarvi una vicenda. Quando ero in ospedale, sono stato in ospedale per un periodo abbastanza lungo e i medici mi hanno detto che dovevo muovermi e quindi dovevo passeggiare. Allora ho cominciato ad andare avanti e indietro per il corridoio, avanti e indietro 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti e ho continuato ad andare avanti e indietro più che potevo. Se voi provate a farlo a casa, vi rendete conto dopo un po' che assomigliate a un altro essere vivente. E io pensavo che stavo assomigliando alla tigre che avevo visto nel recinto e che non faceva altro che andare avanti e indietro, 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 avanti e indietro. Potrei fermarmi adesso? No, avanti e indietro, tutta la vita. Ecco, soprattutto ai bambini, soprattutto alle persone che sono sensibili, dovrebbe venire immediatamente chiaro che non è per essere contro lo spettacolo, è perché i circhi, oltre a far soffrire questi poveri animali, li umiliano, è un fatto di umiliazione. Esistono dei circhi bellissimi senza animali e non si capisce per quale motivo queste povere bestie debbano essere umiliate con gli spettacoli, con i pompon, con i ciuffi, con dei movimenti addirittura innaturali e poi essere incarcerati, perché il problema del circo è anche il fatto che va bene lo spettacolo, dopo però il resto della vita viene passato in carrozzoni a soffrire, a non potersi muovere. Quindi la mia posizione è assolutamente contraria all'attendamento in città dei circhi con animali, mentre totalmente favorevole ai circhi senza animali, ce ne sono di moltissimi, grandi, bellissimi. Tra l'altro esiste anche poi un problema di sfruttamento, non solo dell'animale, che ben si sa, ma anche delle persone, perché il circo fa soffrire anche le persone. Quindi vorrei dire in definitiva che la mia posizione è proprio questa: i circhi con animali non possono attendersi a Pordenone.